Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Max del Papa che come tutti i giovedì è con noi. Ti ringrazio Max per questo costante dono che ci fai tutte le settimane, lo definisco così. Intanto buongiorno, innanzitutto. Buongiorno a tutti e tutte. Che ci vuole? L'ha detto anche Tatiana, vuoi che non lo diciamo noi? L'ha detto Tatiana? Perché? Dove? Quando? Come? A chi l'ha visto? No, ho Se visto prende qualcosa. anche per il culo. Ho visto è sparita, qualcosa. poi è tornata. Chi l'ha visto? Arriva. Sì. No, tu ci hai fatto due pezzi interessanti, poi ci torniamo la su. La sinistra perché... riparta da Tatiana, ma anche sì. la destra. Sì, anche la destra. Intanto te senti aria ma secondo te con di chi conformismo. si candida? Ma questa è una buona domanda. Non Perché saprei, sai, perché tanto è potrebbe andare equivalente. con È equivalente. Ma guarda, lei è ucraina. Forse può andare bene con la Meloni anche. Con la Meloni, con Calenda, questi qua. Se dovesse dire a me dell'Ucraina non me ne frega niente, la prende subito il Fatto, Travaglio e Conte. Quindi questo. Cade in piedi la ragazza. È una vittima. La scaltra ragazza, che sta male però. È depressa. Non so, forse un male fisico, forse un male psichico, non si sa. Però di questo è un importante lavoro argomento. Usurante. Di questo importante argomento parleremo dopo, perché tu ci hai dedicato perché due pezzi. L'influencer è un lavoro usurante. No, qualcosa ho visto tra l'altro in televisione di questa qui, l'intervista, e mi sono piaciuti gli occhi, lo sguardo. Questa mi dava tutto tranne che depressa. Vabbè, adesso meno, perché sai. Adesso... La prossima settimana, se tu ti colleghi e non mi trovi, cercami. In che senso? Come dice Renato, cercami. Poi alla fine io torno fuori. Ti tatianizzi? Sì. Anche il furbo compare, però mi è sembrato bello scrocco, come si dice. Belli questi, belli. Ma li coprono in giro. Io ho delle fonti. Sì? Io ho delle fonti lì a Nardò. Li coprono in giro. Quale giro? Tanto si può dire? No. Ma che bella tazza che c'hai? Che bella tazza, falla vedere un po'. Schiavi, il tuo libro. Questo è un caro regalo, sì, di una cara amica. Bello. Sì, questo lo uso anche in spettacolo, Bellissimo. Scusa. Io devo farmi tutto da solo, anche la autopromozione, che dobbiamo fare? E quindi, salute. A proposito, l'avete ma è già acqua, comprato? non so, Tatiana. L'avete già comprato il libro? Schiavi? Perché va bene Bruno Vespa, ma secondo me sta un pochino meglio comprare il libro di Max del Papa. Bruno Vespa, hai notato che a differenza tua è in televisione in tutte le trasmissioni, tutte. Ma lì è regime. Alle previsioni del tempo c'è Bruno Vespa che vende il suo libro. Era come, ti ricordi quella cosa di Bracardi che faceva? Presidente della Repubblica, Pippo Baude! Presidente del Consiglio, Pippo Baude! Esatto. Re di Danimarca, Pippo Baude! Presidente del Senato, Prime Vespe! Presidente della Camera, Prime Vespe! Siamo lì. Si fa presto a vendere. Quindi... sempre Mussolini, tutti gli anni fa il libro su Mussolini. Sì, ma basta. Ma forse è veramente una questione di famiglia, no? Non sarà una questione di famiglia veramente. Ma può darsi, ma basta, sì, ho capito, ma cioè, anche fosse mio padre non posso fare tutti gli anni il libro su Mussolini. Basta, per favore, io mi anche sento, veneziani, basta. Io mi sento di consigliare. Parlate di altro, oltre a Schiavi, cioè il tuo libro, formidabile, e tra l'altro compro pagine in tour, poi ci parli del prossimo appuntamento che è il 18, se non sbaglio, 18 dicembre. Sì. In quel di Ancona, in un bel posto, tra l'altro con riscaldamento, giusto? Bravo, è la prima cosa. No, ma stavolta ci ho messo tutto, è cresciuto, ci ho messo la musica, tutte le musiche, ho fatto 100 di quelle musiche, ragazzi. Che novità è questa? Dai, parlaci. Intanto è cambiato, rispetto alle prime date è cambiato l'80%. Più calibrato, più coso, più poesie nuove, testi nuovi. L'impianto è quello, e poi ogni lettura poetica ha sotto un brano, ma adatto, ma di quelli proprio. Sono andato a pescare nel classico, nel barocco, qualcosa anche nel contemporaneo, nel rock, nello strumentale, nel minimalista, cioè, ecco, qui mi permetto un piccolo vanto da solo, cioè tanto studio, tanta fatica, tanto approfondimento, anche musicale, ha pagato. Perché bisogna un pochino sapersi orientare
in 12 secoli di musica e scegliere le cose che vanno bene. Io credo che queste cose vadano veramente bene perché sono 25 letture. Tra l'altro E io poi voglio poi parlare, a proposito di musica, di un inserto interessante che hai così lasciato in un articolo. Si parte da Vendola, ma si arriva alla notazione musicale, che mi è molto piaciuto, per cui dopo lo recuperiamo. Va Perché bene. sulla notazione musicale e sulle radici dell'Europa tu hai fatto un bellissimo ragionamento, per me Sì. da lettore e da cittadino. Però intanto, allora, adesso c'è anche la musica nel tour di Schiavi. Sì. Quindi È veramente adesso posso dire che è uno spettacolo, nel senso che da un monologo, da un atto teatrale è diventato uno spettacolo a tutto tondo. non Con ce la n'è una scenografia. di serata uguale all'altra. No, quello ormai mi sono rassegnato, ma c'è una ambientazione teatrale, e c'è un commento sonoro, ci sono degli espedienti scenici, c'è per esempio tutta una parte che ho appena elaborato. Allora, la parte dove io leggo tutti gli insulti e le maledizioni che ci sono state rivolte a noi scettici, a noi refrattari e soprattutto a noi libertari, che non accettavamo di farci chiudere e scostringere così. Semplicemente questo: dovete morire, dovete stare chiusi, sorci, cani, porci. Adesso addirittura tu senti Sileri, che era il viceministro, che era ricattato da un uomo di Speranza. Stati zitto, se no ti faccio finire, apri il dossier. Questa è roba da malavita organizzata, non da Stato, non da istituzioni, oppure da Stato mafioso. Va bene. Io lì leggo tutto, poi attacco con uno strumentale, cioè una musica che ho reso strumentale, e lì leggo tutto, cioè improvviso, dopo gli insulti degli altri, racconto, che poi è il fulcro dell'atto teatrale. Che cosa c'è stato fatto? Che cosa siamo stati costretti come agnelli al macello, no? E non saremo più gli stessi, non saremo più quelli che avevamo diritto di essere, eccetera. Ed è una parte, dura 3-4 minuti, ma di grande impatto, perché lì io urlo la nostra fine come cittadini, come soggetti di diritto, come persone con una responsabilità e una scelta, come esseri umani che avevano diritto a non farsi prendere in giro, a non farsi avvelenare, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tanti momenti anche diversi. La prossima data abbiamo detto il 18, no? 18 dicembre ad Ancona. A sì. beneficio di chi ci sta ascoltando, dove, come, quando, a che ora? Alle 9 di sera è all'Accademia presso il Museo Portuale, il Museo della Pesca al Porto di Ancona, un bel posto, un bel auditorium. E quindi, essendo è una bella sede, e io ho preparato questa cosa ex novo, si può dire, e sono determinato a fare veramente una bella serata. Sono anche contento e vorrei tanto ringraziare, quando sono venuto lì da te, che abbiamo fatto questa riduzione radio, che non è mai una cosa facile. Ho visto l'affetto e la commozione come è arrivato a chi ci ascoltava. È vero, Ho visto che su YouTube ha superato le 300 visite, che per me è già un teatro idealmente, è un tutto esaurito. Mi ha incoraggiato soprattutto il fatto della commozione. E quindi sì, è vero, è vero. Adesso naturalmente lì non c'era la musica, era un sunto, era una cosa di mezz'ora, 40 minuti, non sono le 2 ore musicate che vado a proporre in teatro. Diciamo che è stato un bel viatico. Sì, è stato molto bello anche essere lì di fianco e sentire il calore del pubblico, perché lo senti comunque, anche semplicemente attraverso... Arriva. È arrivato Anche anche in attraverso le forma... onde radio. È arrivato anche in forma scritta, ma arriva comunque, lo senti, lo percepisci. Piccolo passo indietro, allora dimmi che trama c'è dietro a quella specie di tragicommedia inscenata, rappresentata, quella sì drammaturgicamente, diciamo così, costruita di Nardò. Si può dire cosa ti hanno detto le tue fonti? Sai, qui io non credo molto a Pasolini, io so, ma non ho le prove, allora posso dire di tutto. No, ma insomma, qui quello che si dice, che tanto si sapeva, la gente sa,
No, perché da quel poco che ho visto, no, lì anche a chi l'ha visto era tutto un di poverina sta ragazza, soffre tanto, è incapace di gestire la sua sofferenza, il suo dolore e quindi ha reagito così, poverina. Sia La sofferenza per cosa? Sia l'intervistatrice che la Sciarelli, perché aveva paura dell'esame medico. Di che? No. Allora, vabbè, questa è l'informazione. Stiamo parlando della presunta scomparsa ritrovata a Nardò, per chi non l'avesse capito, ma ormai lo sanno tutti, credo. Perché... Questa è l'informazione ignobile che sta al gioco, perché sa tutto, ma sta al gioco, l'abbiamo detto 1000 volte, non è più informazione. Aveva paura dell'esame medico, da 2 anni ci non convive aveva malamente. paura dell'esame medico, allora, non aveva paura dell'esame medico. Questa si faceva portare tutti i giorni. È andata da uno. Questo si faceva portare tutti i giorni dal padre ignaro a una trazzera, a una masseria dove c'era una scuola di psichiatria dove doveva fare un corso. Nessuno l'ha mai vista, lei il corso non l'ha mai visto. Dove andava, che andava a fare, con chi, non si sa. Quante persone ci aveva intorno, non si sa. Questa aveva paura d'altro, questa aveva paura, e mi tengo basso, e cerco di dire le cose oggettive senza andare oltre, perché non si fa così la giudiziaria, non la si fa con la Lucarelli, però questa probabilmente era una che a un certo punto è andata oltre, voleva mettersi in mostra, voleva diventare famosa, ci aveva già riprovato, ci sta riuscendo, però nella sua ambizione di fare Belen o Chiara Ferragni non è stata a certe regole. Va bene? Adesso a me piacerebbe chiedere... Ha pestato il callo a qualcuno? A me piacerebbe chiedere, no, fare poverina, te la asciughi, eccetera, eccetera. Cioè, avevi paura di che? Perché c'è qualche giro a Nardò? Chi sta dietro questi giri? Tu li conosci? Hai attraversato quei giri? No, perché se hai sforato? Sei stata, qualcuno ti ha fatto capire che stavi esagerando? Non sei stata alle regole? Se te hai visto l'intervista non gli hanno neanche chiesto che tipo di esame avevi paura di fare, quale malattia, quale cosa. Perché adesso questa diventa una mangiatoia per tutti. Quindi allora fammi capire... anche per lei. Ma lo sai che l'hanno promesso un sacco di soldi per dire ti sistemi tu e la tua famiglia? A questa della famiglia non gliene frega niente. Questo è chiaro, no? Zero. Gli interessa di lei. Sempre che la famiglia sia in buona fede. Diciamo sempre che la famiglia sia in buona fede. Io credo di sì, perché sono due poveri cristi. Questi hanno adottato il fratello, poi hanno adottato anche lei dall'Ucraina. A questa non gli era mai fregato niente. Però nella sua smania deve aver fatto qualche passo falso. Ha fatto il passo falso. Quindi diciamo questa storia non verrà mai raccontata in questo modo. Ma no, a me ha colpito molto anche che allora questa torna fuori, addirittura lo racconta lei, dice a sto amico rumeno che è un succube, no? No, vabbè, ti stanno cercando tutti. Vabbè, domani torno, con molta calma. Dice la procura subito, appena questa spunta fuori, dice per noi non ci sono reati, ma io non ho mai visto una procura che ancora prima di arrivare alla comprensione dei fatti, di solito si apre un fascicolo contro ignoti, cautelativo, questi subito, no, non c'è niente, per noi è chiuso così. Invece no, il procurato allarme c'è, perché vabbè, uno può scapparsene, può starsene per gli affari suoi, ma non è che tu scappi per farti trovare, per farti cercare, non è che tu scappi per andare da Lasciarelli. Lì l'hanno cercata coi droni, coi carabinieri, i genitori disperati, un allarme è successo e questo lo ha coltivato. Come si fa? Come fa una procura a dire no, per noi non c'è niente? Ma che stiamo a scherzare? Quindi no, io voglio sapere lì se c'è qualche giro, di che genere, con dietro chi, se per caso c'è la Sacra Corona o comunque forme di criminalità organizzata. Che parte aveva questa? Non dico che ne facesse parte. In che senso la Sacra Corona? Che c'entra la Sacra Corona? Nella gestione di che? Scusa il romanesco. Allora, in tutti i posti... Sto facendo apprendistato per entrare in Rai, quindi parlo solo romanesco. De che? Che roba? C'è sta una roba con la Meloni, ma dai, come si fa? Che roba è? Che roba è? Una cosa... Zelensky, tutte con le doppie poi se tu accendi alla Rai parlano tutti con le doppie, questa romanità che ci ha rotto un po' le palle, come si diceva in sì, a roba.
Che roba è? In tutti i posti, anche qua, ci sono dei giri loschi con dietro forme di criminalità organizzata, etnica o italiana. Io, quando facevo il cronista giudiziario, ne avrò raccontati 2000. Ma com'è che questa eterea fanciulla che scrive le poesie sta nel giro losco? No, non dico che ci stia. Voglio capire se questa qui, nella sua smania, è andata a tirare delle attenzioni che non doveva. Allora, questa qua dove andava quando diceva al padre che tutti i giorni andava alla scuola al corso nella scuola di psichiatria e nessuno l'ha mai vista? Mica ce l'hanno chiesto a lei. Appunto, lo stava perché? In che rapporti stava? Quanta persona aveva intorno? Sto rumeno, poi c'era il fidanzato, poi c'aveva una Brescia, poi a Nardò chi c'aveva? Che faceva questa nella vita? Ma ne aveva diversi di omuncoli intorno, mi sembra, no? Ecco, appunto, vorrei capire chi e quali, perché a questo punto diventa di dominio pubblico, no? Diventa cronaca. Vorrei capire, cioè questa piagne perché c'ha la depressione, di che? Perché? Perché la depressione no, perché una che ha passato gli ultimi anni, a 28 anni ancora sta fuori corso. Non studia, passa la giornata a fare l'influencer, le unghie, le cose, le pose, quindi non è depressa. Se sei depressa perché non diventi Belen è un altro conto, però sono cazzi tuoi. Se sei depressa perché ti senti il fiato sul collo in pericolo è un'altra faccenda, però non mi puoi venire a dire mi sono nascosta perché alla fine avevo paura che mi linciassero. Ma no, ti sei nascosta, tutti sapevano che eri morta, invece allora, no. Allora, diciamo che questa narrazione dei fatti, tra virgolette, veri, no? Quelli che stanno alla radice della questione, non verrà mai fuori, primo. Ma secondo no. te perché? Perché a me mi incuriosisce il perché. Allora, perché la Rai 3 con la Sciarelli e chi l'ha visto e tutto quanto gli fanno su sta pantomima e gli tengono in piedi sto teatrino? Per quale motivo? Per soldi. Perché chiaramente ci fai 2,5 milioni di spettatori, sono pubblicità, sono soldi, sono banalmente tutto lì. Però insomma, quei segugi... adesso è questo, cioè, è il solito discorso, cioè Garlasco ha rotto un po' i coglioni, sì, è sempre un bell'andare, però sai, non se ne esce. Allora, tu lo sai che in Rai, in televisione, c'è sempre bisogno di qualche miseria fresca, nuova. Sia uno che fa una strage, sia un altro così. Adesso Garlasco sono 7 mesi che tiene il banco, non se ne esce da nessuna parte. Cazzo, questa scompare, l'hanno data per morta, era pronta la fiaccolata, era pronto il patriarcato, la fiaccolata la faranno lo stesso. No, però è tornata e poi è una che c'ha da nascondere, no? E allora cazzo, ci si buttano, sono soldi. Però scusami, quelli lì di chi l'ha visto, che hanno tutti ammanicamenti con gli inquirenti, con i carabinieri, con la polizia, con i servizi, non sono capaci di scoprire ste robe, no? Robe, naturalmente, robe. E robe non vogliono, perché se tu hai fatto caso, quando questa qui è sparita e poi è tornata, i giornali avrebbero dovuto, secondo logica giudiziaria, scatenarsi nei retroscena, invece di colpo c'è stato un silenzio totale. Una settimana tutti zitti. Io dicevo come mai? Perché? Perché la procura ha detto statevi zitti. Tutti hanno rispettato la consegna. A Nardò, sotto casa di questa, c'erano frotte di giornalisti, ma non erano giornalisti inviati del Corriere della Repubblica. Cioè adesso i giornali che hanno pochi soldi mandano tutti quei cronistini locali e poi si fanno raccontare le cose e è un po' come il pittore che firma il quadro fatto dai garzoni di bottega. Però i cronisti locali non ti dicono niente, perché il cronista locale, prima che giornalista, è un paesano e quindi ragiona nella logica paesana. Sta in quel brodo. Zitti, e lui sta zitto, stai lì. Non ti mettere contro il giro, il politico, il notabile, il mafioso. Siamo tutti una crema. E lo saprò io che ci ho fatto 15 anni di cronaca qua. Quindi non dicono niente, la procura dice statevi zitti. E questi sono stati tutti zitti. E una settimana dopo questa è andata con la faccia da pia per culo, è andata dalla Sciarelli. A parlare di che? A parlare di fica. È in perfetta simbiosi con il compagnuccio lì, Dragos, che c'aveva la faccia uguale, secondo me. Sono soldi per tutti. Allora, questa scrive... Adesso naturalmente va la mattina, al pomeriggio, da quello, poi va da Sottile, poi va da quello, quell'altro, tutti queste facce, vogliamo capire la verità. No, poi andrà da Vespa, ma lei che cosa fa? Allora, Max, e poi dopo andrà ballando con le stelle, e poi dopo fa il libro.
Allora, e poi la candida o con la Salis o con la Meloni, via. Sta storia l'abbiamo inquadrata per come si deve dal punto di vista tuo, che però è estremamente interessante, come al solito in controcanto rispetto alle storie ufficiali. Sì, io sono cinico, ma non mi sbaglio. No, molto però. più interessante. A proposito di cinismo, intanto devo recuperare un paio di messaggi. Alcuni sono arrivati stamattina, adesso 340 6709 659 per mandare messaggi, poi apriremo anche alle telefonate nella seconda parte della trasmissione. E un messaggio invece l'ho lasciato indietro, ma non voglio lasciare indietro niente, perché è della settimana scorsa. Allora, scrive Gianluca, ne sono arrivati altri due intanto, questa qui aspira a fare la prezzemolina in TV in uno dei tanti programmi che lanciano nuovi fenomeni da Baraccone alla Maurizio. L'ha detto. Poi i media ci vanno dietro per creare uno storytelling da distrazione di massa e anche per gli ascolti, come giustamente i quattrini, come diceva. Io però, aspetta, consentimi, io questa storia della distrazione di massa comincio a non poterne più, perché tutto è distrazione di massa. Non la reggo, allora, non la reggo più. Tatiana Lucana è distrazione di massa, da che? È distrazione di massa. Parliamo delle cose serie, quali sarebbero? Parliamo di quello che c'è sotto, e quali sarebbe? Non te lo dicono. La distrazione di massa perché? Per dire che Putin è un santo, cioè non è, tutto è distrazione di massa. Sì. E niente lo è, cioè c'è posto per tutto. Non è detto che parlare di sta stronza sia non parlare di altre cose, bisogna vedere come ne parli. Ma poi oltretutto se tu ne parli in un certo modo è sempre un modo per capire la realtà che ti circonda, è utile. La distrazione di massa ce l'hanno loro quando vogliono parlare di certe cose o di altre, ma io faccio il mio mestiere di cronista giudiziario. Ascolta, fammi dire una cosa, Max, se te ne parli come l'intervista che ho visto ieri a chi l'ha visto, allora può essere di tutto, no? E non serve a niente. Ma se ne parli cercando di capire cosa ci sta dietro, a un certo punto, che non è dietrologia, come hai scritto tu in un pezzo giustamente, non è solo dietrologia. Cercare di capire cosa ci sta dietro significa capire in poche parole, o cercare di farlo, il mondo in cui vivi, no? Il mondo Questi sono i danni che ha fatto Grillo, che ha fatto i 5 Stelle. Appunto. Chi cosa ci nascondono? Quello che non sai è vero, quello che sai è falso. Appunto. Allora andiamo al concreto. Maurizio scrive: il 60% delle ragazze fanno le escort a diversi livelli con diversi tempi. Ecco come hanno soldi, macchine e vestiti. A parte le percentuali, ci posta anche questa osservazione. Altra osservazione. Ma per me ce l'abbasso al 60%. Altro messaggio: ma quella ragazza lì non è giovanissima, è sui 30 anni, è una donna adulta, non è giustificabile come fosse una ragazzina viziata. Però certo, il contesto è quello di cui sopra. C'è il patetismo da fanciulla di 50 anni. Ho detto, questa c'ha 27 anni e ne dimostra 60, ma perché fa il lavoro usurante. Sì, dico, no, ma l'influencer, voglio dire. Buongiorno, ci viene in Toscana. Tutti i giorni. Ci viene in Toscana, Max? Domanda un altro ascoltatore. Ci vengo, invitatemi, perché io ve lo dico sempre. Io dico sempre di sì. Sono una vecchia puttana e quindi dico di sì a tutti. Però siccome non ho sovrastrutture, non ho manager, io mi affido a voi. Voi mi chiamate, io vengo e vi regalo una bella sera. Vi dovete chiamare voi. Basta una sala, eh? Non è che ho bisogno di un teatro. Lascia la tua mail, così magari ti arrivano segnalazioni. È facile, maxdelpapa@gmail.com. Allora, il nostro amico che ci ha scritto dalla Toscana può fare una proposta a Max, un luogo, un dove, io un come, sono un stato quando. A gennaio, sono stato a Livorno, per esempio, però per parlare sempre di quelle cose che mi sono successe, di un libro, quindi a maggior ragione. Allora, Mary ti scrive una bella cosa: a me di sta stronza frega nulla, fa specie, punto di domanda tra parentesi, fa specie che la procura stia a cuccia venendo alle cose serie. Quando Max ci legge un altro pezzo, abbiamo fame di vita. Questo mi piace, fame di vita. Guarda, io magari dopo le Natale, dopo le feste di Natale, se Giulio mi ospita, vengo lì e vi faccio una mini reading solo di poesie. Te togli il se e poi siamo a posto. Mentre vado a settimana scorsa perché ci ha scritto Antonia, no? Non sono d'accordo né con Del Papa né con Cainarca, che con le domande ironiche provoca le risposte che vuole ascoltare. Questo mi dà un potere su di te che non ho, perché sei in grado di provocare le tue risposte. Non ce la faccio. Poi provateci a provocare le risposte in un tizio come Max Del Papa. Qual è il risultato? Comunque, in ogni caso, il succo è: la signora Antonia non era d'accordo con il nostro giudizio sulla Meloni, che non conta niente.
trova che noi due, io e te, abbiamo pregiudizi nei confronti della Meloni, come emerge sempre nei nostri discorsi a Radio Libertà. Io direi che pregiudizi non ne ho. Critiche? Ma io Posso pregiudizi non ne criticarla? ho. Allora, se Max dice la sua e io dico la mia, stiamo facendo un atto di onestà verso chi ci ascolta, appunto. Basta. No, ma sta cosa che la Meloni deve essere non ho intoccabile pregiudizi. comincia un po' No, ma a... poi C'è un'arietta di regime, di conformismo che a me non... No, beh, poi la signora Antonia può pensarla come la vuole, però io ti Beh, dico, logico, non ho assolutamente, diciamo, retropensieri sulla Meloni. Diciamo io quello sì. che ci va. No, io no, cioè nel senso che allora osservo le cose, dico la mia, tu dici la tua, mi Abbiamo sembra aspettato 3 anni. Una cosa di assoluta libertà. Si chiama Radio Io Libertà adesso questa sarò padrone di dire sì, ma dove sta la ciccia dell'agire? Perché sì, ho capito, cioè, adesso Ascolta, la destra riparta dalla cucina del mondo, però a proposito di destra e di sinistra, no? Adesso giusto per corroborare il punto di vista e la sensazione di Antonia, io leggo oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore che verrà introdotta una bella tassa su tutti i pacchi fino a 150 euro, no? Tassa di 2 euro per le microspedizioni. Riguarderà tutti i pacchi, anche quelli che partono e arrivano in Italia. Allora, io ho visto un meme. Fammi dire, questa roba qua, Max, te la puoi girare come vuoi, però non mi sembra che corrisponda a quello che chi ha votato quella parte lì si aspettava, giusto? Anche perché nel frattempo questi possono raccontare... Non corrisponde neanche l'atteggiamento con l'Europa rispetto a quello che si diceva prima. Chiunque può raccontare quello che vuole, ma se qualcuno vuole chiamarci e dirci guardate amici, io ho ricevuto un taglio delle tasse come non l'ho mai ricevuto in vita mia. Chiamate e raccontatelo. Fermete, perché io ho visto un meme geniale. Tu ti ricordi Lino Banfi al bar dello sport? Come no? Quando lui fa 13, allora c'era un meme che diceva quando scopri che la Meloni ti ha messo 3 euro di maggiorazione in pensione e c'è Banfi che dice ho fatto 13, sono ricco, posso fare quello che voglio, sono ricco, commendatore, professore, 10 milioni di mancia, mi lavi i denti con la pettinessa. Quando sei ricco diventi improvvisamente più bello. Quello lì è eccezionale, è irresistibile. 3 euro in busta paga. Ottimo e abbondante. Ricco, posso fare quello che voglio. Ascolta, intanto a proposito di notizie, poi invece vorrei toccare, vorrei parlare di un articolo molto bello e utile, molto utile secondo me, lo dico da lettore, che è scritto su un centenario, una figura nobile, quella sì, della nostra storia, della nostra Repubblica, che è Sergio Flamigni, politico, scrittore di questioni importanti, perché si è dedicato tutta una vita alla ricerca della verità nei misteri della Repubblica Italiana. Qualcuno lo ricorderà, Sergio Flamigni, dei nostri ascoltatori, ma ne parliamo dopo perché tu hai scritto un bellissimo articolo per il Giornale d'Italia, naturalmente .it. Sono le 10:29. Lo però amiamo. Prima della pausa e prima del nostro impeto d'amore, io vorrei leggere la notizia che apre la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani e non solo, e che riguarda la nostra amatissima città, caro Max. Inchieste sull'urbanistica, la Guardia di Finanza ha sequestrato un altro intero palazzo in zona Brera, niente po' di meno, in pieno centro storico di Milano. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento del giudice per le indagini preliminari e ha messo i sigilli a un intero palazzo, un complesso residenziale di lusso, 2 edifici di 4 piani uno e 11 piani l'altro, in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 dopo la demolizione di un palazzo del Settecento composto da 2 corpi di 5 e 3 piani. L'inchiesta riguarda abusi edilizi, ipotizza anche il falso, 27 gli indagati. Al centro del sequestro preventivo il progetto immobiliare Unico Brera di via Anfiteatro, di cui si era parlato in alcuni atti delle vecchie indagini, che già hanno seminato sequestri in tutta Milano. Nel filone dello scorso marzo, che aveva portato all'arresto dell'ex vicepresidente della commissione paesaggio Oggioni e a un'interdittiva per un altro architetto, era già uscita questa storia. Tra le contestazioni nel sequestro, violazione di normative urbanistiche, sottostima degli oneri di urbanizzazione, cioè io costruisco e non do alcun beneficio in cambio alla città, presunto illecito aumento delle cubature e dei volumi della torre in via di realizzazione. E questa è la pura cronaca.
Vabbè, diamo un Ambrogino a tutti. Ambrogino d'oro. E intanto lo amiamo. A tutti. Lo amiamo. Bravo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma, permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono a numero chiuso, Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour insomma, voglio qualcosa di straordinario, allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Allora, siamo già in diretta? Sì, siamo già di nuovo in diretta e per la serie diciamo vi voglio cose... bene è il massimo, quando finisce proprio. No, guarda che quest'uomo è un grande. Io e te... No, ma lo so. Allora, Carlo Cambi già dobbiamo andare a trovarlo con Carlo Cambi, ma io voglio andare a trovarlo anche con te, Max. Andiamo tutti insieme, facciamo una spedizione proprio. Allora, lui è il tipo antropologico. Portiamo anche Tatiana. Portiamo anche Tatiana, è il tipo antropologico che non c'è più. È quello che a me piace perché sta scomparendo. È una tipologia di soggetti che non esiste quasi più e al quale io sono affezionato in maniera. Lo amiamo veramente. Mai slogan fu più giusto. Lo amiamo. Ascolta, tra le cose interessanti, poi però andiamo a parlare di Sergio Flamigni perché credo sia utile anche per chi ci segue. Tu immagino che lo sappia già, perché immagino che tu lo sappia, ma dopo il dominio dello spazio, anche quello subacqueo avrà una sua regolazione. Io sto leggendo il comunicato del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, ovvero il Ministro Musumeci, il quale appunto ci informa che dopo il scusami, è importante, dopo il dominio dello spazio, anche quello subacqueo, anche quello, cioè l'italiano è un po' traballante, però quello è, dopo il dominio dello spazio, virgola, anche quello subacqueo, quello sarebbe lo spazio immagino, quello subacqueo avrà una sua regolazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, credo proprio ieri, il disegno di legge proposto dal ministro Musumeci che definirà un quadro giuridico per disciplinare le attività crescenti che il pubblico e il privato svolgono dalla superficie del mare ai fondali. Il testo prevede l'istituzione di un'apposita agenzia per la sicurezza delle attività subacquee alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio, con un direttore generale che ovviamente deve possedere requisiti di professionalità specifici in relazione all'ambiente subacqueo, nominato dal Premier su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Ministro per il Mare, che noi abbiamo in Italia il Ministro per il Mare, non tutti se ne ricordano, ma è il Ministro Musumeci. Restano a carico di ogni ministero le competenze attribuite dalla disciplina vigente sulla dimensione subacquea. Dopodiché il ministro Musumeci ha detto: siamo fra i primi stati membri dell'Unione Europea a fissare le regole sull'attività nell'ambiente sottomarino. Vantatevene pure. Un'esigenza prevista dal nostro piano del mare, ma soprattutto avvertita, senti un po', dalla crescente. Aspetta, questa esigenza è avvertita non solo dal piano del mare, che uno dice è logico, l'avete fatto voi, ma soprattutto avvertita dalla crescente antropizzazione della dimensione subacquea, cioè c'è sempre più gente sott'acqua, capito? C'è sempre più gente sott'acqua. Anch'io volevo farmi una casetta, dopo era pieno di... E era già tutto lottizzato.
poi concludo, parlo, dice Musumeci, non solo della ricerca e dell'impiego di risorse energetiche e minerarie, ma anche delle infrastrutture di comunicazione a scopi scientifici o militari. Si rendeva quindi indispensabile stabilire procedure e regole per coordinare le varie attività e assicurarne lo svolgimento in un contesto di sicurezza. Dunque nasce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Quanti ne saccano dentro? Non lo so, però il direttore generale prenderà 360.000 euro, 1.000 euro al giorno. Oh, ecco dove siamo. Lì. Non mi sembra male, no? Che dici? No, dopo venite a rompermi i coglioni perché io lo riservo sulla Meloni. Questo è il modo di governare? Questo sarebbe meno Stato? Le hanno dato un premio Thatcher, ma la Thatcher di fronte a una cosa del genere avrebbe fatti fuori tutti. L'agenzia per sottomarina, come vuole l'Europa, come vuole la burocrazia, e su. 360.000 solo al direttore, gli altri quanti ce ne insaccano? 200-300 dei partiti, e su, dai, che è la solita roba con 2B. Roba. Però ascolta, io non posso fare a meno anche di girarti un'altra notizia che questa invece la sanno tutti di sicuro e assolutamente, perché è la notizia del giorno. La cucina italiana è patrimonio culturale immateriale. Che coglioni! dell'UNESCO. La destra riparta dalla cucina nel mondo. Allora, la Premier è intervenuta con un messaggio grande video, nazione, no? Grande cucina. È il nostro ambasciatore più formidabile, la cucina. Il ministro dell'Agricoltura ha detto che appartiene a tutti questa festa perché parla delle nostre radici, esultano gli chef. Massimo Bottura ha detto che l'Italia si riconosce. Dove andremo a finire? L'Italia si riconosce attorno a una tavola apparecchiata. Questo lo trovo giusto. Ci vuole Nino Frassica e te ne assume la responsabilità. Tra l'altro, la Francia nel 2010, il Giappone nel 2013 e la cucina giapponese e francese avevano vinto la stessa roba, però non hanno menato tanto il torrone, mi pare. No. Perché noi non abbiamo niente. Che coglioni. Comunque. Poi a sentirlo su tutti, c'è lo speciale su Brunello Cucinelli che pare Gesù Cristo sulla nata intera. No, intera, una R romano. Ma è più evangelico. Abbiamo capito che è contiguo alla Meloni e basta. Cioè, lo vedi che è tutta la stessa roba. Da sinistra, questi a destra hanno pigliato gli stessi vizi. Lottizzazione, cose. È più vicino a Gesù Cristo, Brunello Cucinelli o Nichi Vendola? No, Vendola. Perché Cristo è queer. Dopo ne parliamo perché hai scritto un altro bellissimo pezzo su questo. Ascolta, però io adesso vorrei fare un piccolo focus su questo bellissimo articolo. Consiglio a chi ci sta seguendo di andarselo a cercare su ilgiornaleditalia.it, naturalmente. Il Giornale d'Italia, c'è il link al Giornale d'Italia anche sul post nella nostra pagina Facebook, da lì trovate subito l'archivio dei pezzi di Max Del Papa. L'ultimo che hai scritto proprio ieri è dedicato a questo signore assolutamente raro nel panorama dei tipi italiani, no? Che è Sergio Flamigni. Intanto lasciami dire che io un po' ti invidio perché tu ci hai lavorato e l'hai conosciuto, Sergio Flamigni, no? Per cui lascio a te, a beneficio di chi ci ascolta, di dire chi era Sergio Flamigni, che è morto ieri a 100 anni e non se lo è filato nessuno, anche se ha fatto forse una delle opere più straordinarie di accumulazione di dati, di materiali, di archivio. Infatti il suo archivio è fenomenale, sui punti oscuri della nostra storia d'Italia, e non sono pochi, a partire dall'affare Moro alla P2 a tanto altro, le trame atlantiche e via dicendo. Allora, Sergio Flamigni era una persona per bene, innanzitutto, una persona seria, e ce lo puoi raccontare tu. Chi era Sergio Flamigni e perché non se l'è filato nessuno, morto a 100 anni? Perché ha detto cose troppo vere sui misteri italiani, su Moro. Quello che sappiamo di Moro in gran parte si deve a lui. Non tanto alle commissioni d'inchiesta, delle quali peraltro ha fatto parte, ma tutti si abbeveravano al suo lavoro. Ha fatto una quarantina di libri, non ha mai trovato una smentita. Lo hanno attaccato molti. Cossiga, che in telegiornale dice Flamigni è un cretino, ma Cossiga fu il ministro omertoso e disastroso di tutto il sequestro Moro. Poi l'hanno fatto Presidente della Repubblica in premio. Era quello che si faceva dettare la linea da Pixenic, dalla CIA. No, tutte le cose che noi sappiamo di Moro, quelle vere, si devono a Flamigni, perché su Moro c'è ancora una cortina di falsità. E tra l'altro, lasciami dire, tu lo ricordi, giustamente, ha scritto anche un libro Flamigni, tra i tanti, su Cossiga, I fantasmi del passato, la carriera politica di Francesco Cossiga, no? Chiudo parentesi.
Se tu pensi che tutte le verità ufficiali che riposano su Moro sono state elaborate dai terroristi stessi, cioè la Faranda, Morucci, Mario Moretti, la Brachetti appena scomparsi, tutti, sulla supervisione dei servizi segreti. Tutte balle. Non c'è una sola cosa che da fonte terroristi servizi fosse quadrata. Le modalità via Fani, i covi, la detenzione, l'uccisione, e tutto l'ha sviscerato Flamigni con un lavoro di scavo inesorabile. Basti solo pensare al Quarto Uomo, quando lui diceva che in via Montalcini, che è stato uno solo dei covi e non il più importante di Moro, perché lui ha fatto libri anche sui covi. No, c'era un Quarto Uomo, cioè, tutti lo prendevano in giro, l'Espresso che era pieno di giornalisti fiancheggiatori di terroristi, Quarto Uomo sei solo un fantasma, il Manifesto che lo sbugiardava, il Manifesto da sinistra, Flamigni comunista, ma il Manifesto si affidava a Mario Moretti, alla Rossanda, tutte balle, un cialtrone, un visionario. Poi un bel giorno viene fuori Germano Maccari, dice il Quarto Uomo ero io, e tutti fischiettano. Tutta la sua vita è stata così. Io ho collaborato con lui sulla figura di Mario Moretti. Ecco, cosa hai fatto con lui? Mario, io sono andato a intervistarlo nel 2003, all'epoca per il Mucchio, venne fuori un'intervista molto lunga. Lui si stupì un po' del fatto che uno che all'epoca non aveva 40 anni fosse così appassionato della vicenda di Moro, delle Brigate Rosse, del terrorismo. Ma sai, l'abbiamo fatto insieme poi lo speciale. Io sono cresciuto di fronte a un covo brigatista di via Montenevoso. I nostri ascoltatori, se andassero a rivedere lo speciale di Giulio e mio di giugno, sta su YouTube. E poi io sto nelle Marche, a Porto San Giorgio, e Moretti è nato lì. Sale da qua. Cioè è tutto, se vuoi, un destino. Quindi mi sono appassionato fin da ragazzo, vado a intervistarlo e poi dopo lui sa che sono in Porto San Giorgio e dice sto facendo un libro su Moretti, mi aiuteresti a trovare delle fonti? Cosa che ho fatto. E poi è uscito il libro La Sfinge delle Brigate Rosse. Moretti in gioventù era fascista, ma non per modo di dire, era fascista col Fez, con la divisa. Poi è andato a Milano, tutta una serie di circostanze ambigue. Moretti giocava su tutti i tavoli. Flamigni era però, a me ha insegnato questo. Non è una cosa così strana, no? Perché la scuola Hyperion, tutto quel clima lì, no? Dove destra e sinistra. L'Hyperion, sì, che era una camera di compensazione dei terrorismi, ma anche dei servizi segreti occidentali. Tutta roba ricostruita da Flamigni. Se si pensa che la Hyperion apre 2 sedi a Roma subito dal 16 di marzo, una in via Beato Angelico, una in via Nicotera, e la chiude subito dopo il 9 maggio quando viene ritrovato Moro. Da questo fa capire. Flamigni a me ha dimostrato che non sono io incompatibile con i comunisti, sono i comunisti incompatibili con me, ma se i comunisti fossero stati tutti come Sergio, cioè una persona mite, onesta, partigianissimo, comunistissimo, ma mai prevaricatore, mai fazioso, mai falso, mai ambiguo, forse avremmo avuto, noi avversari del comunismo, avremmo avuto problemi più grossi, proprio sul piano umano, perché a contrastarlo. Perché Sergio era una persona d'altri tempi. Era onestissimo, era generoso ed era una persona che non ti prevaricava, nessuno mai, cioè l'hanno insultato, l'hanno attaccato, lui con questo archivio monumentale fino a dopo anche cieco, nessuno ha mai sentito una parola offensiva da Sergio, però non mollava mai. Ecco, gli hanno dato del dietrologo, no? Come tu scrivi. Dietrologo è una bella cosa. Dietrologo non è complottaro, non è 5 Stelle, non è Beppe Grillo, non è quello che sai è falso, quello che non sai è vero. No, dietrologo significa alla lettera. Vai dietro. Appunto, cercare quello che c'è dietro, portarlo alla luce. No? Se aspettavamo le versioni ufficiali, non sapevamo che nei 10 minuti precedenti via Fani e nei 6 minuti dopo c'è un blocco di tutta Roma della SIP, ma alla SIP ci stava Michele Principe, che era un piduista, che era collegato alla CIA e che aveva un ruolo nella Bell Atlantica Internazionale Americana. Non sapevamo che 3 minuti dopo in via Fani compare il colonnello Camillo Guglielmi dei Carabinieri legato
ai servizi segreti. Che ci fai quelle 9 di mattina? Stavo andando a pranzo da un amico. Tante cose, tutte le cose. Non sapevamo che le macchine che avevano ostruito, che avevano coperto i brigatisti, avevano ostruito il passaggio, erano legate, erano di proprietà dei servizi, come l'ambiguo bar Olivetti che ha nascosto i brigatisti dietro le siepi, e come la casa sopra il bar Olivetti, e come tutte le abitazioni di Via Gradoli dove c'era il covo di Mario Moretti e della Balzarani. Al 96 e al 74 di Via Gradoli erano tutte palazzine intestate fiduciarie dei servizi segreti. Mario Moretti è stato per tutto il tempo del sequestro in una palazzina dei servizi segreti. Poi il 18 di aprile gliela scoperchiano, gliela allagano alle 7 della mattina appena lui è uscito, perché il messaggio è chiaro: sbrigati, fai quello che devi fare. Questo lo ammette Pizzenik, cioè la CIA, con Emanuela Mara, il giornalista della CIA. Non sono cose, non sono dietrologie che ci inventiamo noi, ma questo lo ammette Pizzenik, lo ammette 20 anni dopo, 15 anni dopo il lavoro di Sergio. È tutto preciso quello che diceva Sergio. Sergio si nutriva molto anche delle fonti di Mino Pecorelli, sai, giornalista, spione, osservatorio politico, poi viene fatto fuori nel 79 con dei 4 colpi di rivoltella in bocca a Roma alla vigilia di nuove rivelazioni. Pecorelli chiamava Mario Moretti, nome di battaglia Maurizio, il legionario. Pecorelli racconta tutto quello che succede un minuto dopo, compreso il comunicato del numero 7, palesemente falso, affidato a Tony Chicchiarelli, che è un falsario affidato, usato dai servizi segreti, Via Gradoli, tutta quella cosa. Via Gradoli è la via, però vanno a cercare il cadavere di Moro a Gradoli sotto una lastra di ghiaccio, sotto un lago ghiacciato, tutta una pagliacciata. Quelle robe lì le tira fuori prima Pecorelli, poi le mette insieme a Flamigni, e Flamigni scopre tutto. Quello che noi sappiamo di Moro oggi, ed è poco, si deve a Sergio. È poco, ma è sufficiente. Mi pare che il potere poteva ricordarlo. È poco, ma è sufficiente, perché tu hai fatto una sintesi mirabile, no? Di una questione apparentemente complessa, molto meno complessa di quanto non si dica alla fine, no? Ci ho fatto un libro io che si chiama Misteri Dolorosi, si trova solo in elettronico su Amazon, dovrei dargli anche una sistemata, gli devo tutto. Tra l'altro tu ricordi anche come, oltre ai numerosi libri che sono abbastanza recuperabili e disponibili ancora, no? Per chi volesse, anche l'ultimo, Delitto Moro, carte nascoste, che gli autori vari, è un libro la mano corale, è la sua. però la mano è tutta la sua, e lì c'è sono 1000 pagine. Io faccio anche delle conferenze su Moro quando mi chiamano, e quello per me è il Vangelo, quel libro lì, perché è un sunto dei suoi più di 30 perché libri. Poi è un libro pieno di documenti, di testimonianze, di dati, di rapporti. Cose pazzesche. Di elementi di fatto, diciamo così, no? Una documentazione unica, direi. Guarda, te ne dico una sola. Nel 44 a Fermo c'è padre Felix Morlion. Felix Morlion è un sacerdote, un religioso legato all'OSS, che poi diventa la CIA. Perché sta a Fermo? A Fermo fa il professore di francese e matematica all'Istituto Bambin Gesù di Fermo, istituto ecclesiastico evidentemente. Morlion diventa segretario particolare di Andreotti. Sta a Fermo. A Fermo nasce e cresce Mario Moretti, San Giorgio. Va a Milano con una lettera di raccomandazione del parroco di San Giorgio Luigi Campanelli, come elemento di provata fede. Lui è un fascista, ma è un cattolico. Va in cattolica, fa un solo esame dove prende 30 e lode con Don Luigi Giussani di Comunione e Liberazione. Poi dopo entra alla Siemens, si sindacalizza, poi dopo diventa latitante e va a vivere a 2 passi da Luigi Cavallo e dal questore di Milano Allegra, che non potevano non sapere dove fosse chi fosse, eccetera, 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 eccetera. Moretti resta latitante 9 anni. Lo coprono tutti, finché dalla Chiesa dice basta. Gli fanno fare il sequestro Moro. Questa non è dietrologia. Le cose che non tornano, non tornano. Me le dovete spiegare. Se tornano, tornano. Se no, non mi potete dire come con i vaccini è sempre successo, no?
perché poi le cose vengono fuori. È sempre successo. Ieri Shaggy, un altro po' muore sul palco alla Scala, è sempre successo che un direttore d'orchestra alla Scala stramazza, e adesso tutti a dire, certo, queste cose, c'è un'epidemia, certo, tutti sti cuori rotti, certo, tutti sti malesseri. Poi abbiamo Sileri che dice, ma io le sapevo le cose, però mi hanno detto che poi mi facevano fuori, mi aprivano i dossier. Allora vedi che sia Moro, che sia pandemia, c'è sempre la metodologia italiana. Ecco, Stati fermo che ti foto col dossier. E io ti volevo proprio domandare questo, no? Perché mi è venuto alla mente, mentre tu parlavi, una bellissima collana che dirigeva all'epoca il grande professor Miglio, no? La collana si chiamava Arcana Imperi, naturalmente l'espressione di Tacito, storico romano, che usò per primo questa espressione riferendosi ai segreti di Stato sostanzialmente, o meglio, non solo ai segreti, anche alle pratiche politiche utili per mantenere il controllo del potere, per la stabilità del sistema politico, l'uso dei segreti di Stato, insomma, no? Ecco, questa cosa qui secondo te è tipica di tutti i regimi e di tutti i paesi, o qui abbiamo una conformazione tipicamente italica degli arcana imperi, dei segreti del potere? Perché a me sembra che tutti i paesi gestiscono in segreto, certo, ma noi abbiamo una derivazione tutta nostra che ha consentito di inquinare tutti i pozzi della politica e dell'informazione fino ad oggi. Perché se tu devi far carriera in politica o nel giornalismo, devi aver bevuto quell'acqua marcia lì, no? Sì. Ed esserne il custode, anche il sacerdote. Devi ragioni storiche e culturali. Quell'acqua marcia la devi vendere come acqua miracolosa, invece. Sì. Non c'è dubbio. Allora, te pensi così, o gli arcana imperi sono di tutti e noi non facciamo eccezione? O c'è una conformazione italica? Sono di tutti, ma noi facciamo di più. Per ragioni storiche, perché siamo sempre stati un paese invaso, un paese mai sovrano, per la nostra cultura, perché noi veniamo da Machiavelli, veniamo da Guicciardini, cioè trovati il padrone migliore. Non la verità, trovati il padrone migliore. Ecco, e poi perché dopo la guerra siamo una colonia. Ecco, mi hanno vinto quella roba lì della cucina, perché siamo degli ottimi camerieri noi. Quello sì. Sì, siamo dei ma siamo anche dei magnoni. Allora, Mangioni e camerieri. Se magna con la cucina, se magna col sottosuolo, se magna col sottomarino, se magna cos'è quella roba lì, il piano del sotto del mare? Sì. L'agenzia sottomarina? Sì. Andiamo su. Vedi che roba? Che roba? La Rai di Roma. Vedi che sono già le 10:53, caro Max. Se magna con Tatiana. Allora, andatevi a cercare il pezzo sul Il Giornale d'Italia, Sergio Flamigni, in ricordo di Sergio Flamigni, perché è un pezzo doveroso. Guarda, io da cittadino ti ringrazio per averlo scritto, perché andava fatto nel silenzio generale di tutti, silenzio che si spiega perfettamente. Penso che l'abbiano capito tutti coloro che ci hanno seguito. Allora, ti devo girare alcuni messaggi, perché sennò sarei omissivo. Non facciamo in tempo ad aprire le linee, però dico lo stesso alla regia, Simone, che ringrazio. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, lo può fare proprio in coda all'ultimo, chiamando allo 02 92 94 7222. Grazie Simone in anticipo. Ti giro però i messaggi che sono arrivati, di tutti i generi, senza censura, quindi dall'alto al basso, no? Come la nostra costume, non si censura nulla. Vediamo se Max accetta la domanda provocatoria. Senti un po'. Se fan i du per du, cosa fanno i du per du? Fa quater. No, sicuramente risponderà quater. E invece la risposta giusta è cercano la strada per andare a casa. I du per du. Ho capito. Bello, questa è bella, questa te la dovevo leggere perché così ci tiriamo su di morale. Io con roba. Che roba. Altra domanda. Io adoro, questa è carina, questa è simpatica, forte. Io adoro Acerbi, ma lui lo sa che è l'unico in Italia ad avere ancora il Sieur Dutour? Perché il Sieur Dutour ormai effettivamente non ce l'hanno più, nessuno. Te ce l'hai il dottore della mutua? Sì, formalmente sì, ma chi ce l'ha? Sì. Formalmente non lo so, sì. Però devo dire che Acerbi a questo punto con la cucina italiana patrimonio dell'umanità si esalta, Fai ballare l'occhio sul tic, allora, si esalta. Paolo invece ci scrive la roba, il verga. Invece secondo me la roba... No, lì è la Rai, non è il verga. È un'altra roba, infatti.
Allora, Monica, Max sei grande, la cucina italiana prodotta con prodotti che arrivano da chissà dove. Almeno certifichiamo che per questa cucina vengano usati i prodotti italiani. Però c'è un'altra roba, io ho visto oggi su Repubblica il pezzo del Bottura, no? Quello che fa il repertorio ambrosiano della Caritas. O quello che però crede di essere un comico. No, poi vai a vedere il menù, sono robe appunto da 100 euro, 200 euro l'antipasto. Bottura che è un cuoco che devi fare un mutuo. Poi sì, c'è una bottura di coglioni che ti fa cadere ogni volta che allora questa famosa cucina italiana del Menga, no? Allora i poveri mangiano in un modo, l'aveva detta giusta il ministro dell'agricoltura, i poveri mangiano in un modo e i ricchi in un altro. Però non è tanto giusto che i poveri mangiano meglio. Non io con roba, guarda quello lì pure. Se la cucina italiana sono gli chef e i botturi, siamo a posto. È questo che a me dà fastidio, cioè tutti questi chef adesso siamo, cioè se la tirano come fossero i Stupor Mundi, e dai su. Allora, due domande. Grande Max, l'unica cosa che non capisco è l'anello all'orecchio sinistro. L'anello all'orecchio sinistro. Non gli piace l'orecchino? Ma poi no, non capisce, non è che non gli piace, non capisce. Però non è detto che te lo devi spiegare. Perché la devi spiegare? Se è da capire. Mentre il libro su questa è una domanda retorica, presumo, di Giovanni. Il libro su Cossiga di Flamigni ne consiglia la lettura? Sì, ne consiglia sì la lettura. L'ha citato anche nel pezzo. Flamigni va letto tutto. Ascolta Max, 10:57. Io non anche posso perché Flamigni era di una chiarezza espositiva che rifletteva tutta la sua onestà. Flamigni non lo puoi non capire perché è trasparente come scrive. Io non ho tutti i suoi libri, ma ne ho un bel po', perché li avevo acquistati negli anni 80, già 80-90, poi ha prodotto molto anche da anziano, anche fino all'ultimo, diciamo. Però devo dire che in effetti si legge è comprensibile, è chiaro e ti fa capire tantissime cose, quindi è assolutamente da leggere. Quello su Cossiga, per esempio, non ce l'ho, non l'ho letto e lo devo leggere, lo voglio leggere. Mentre Max, senti, siamo a 2 minuti dalla fine, dobbiamo farla corta, però il tuo pezzo su Vendola, e in questo caso invece andatevelo a cercare su Nicola Porro, nicolaporro.it sempre. Bravo. Senti, il tuo pezzo su Vendola è magistrale. Vendola che ha detto che il Vangelo è queer. Questo cerca di rientrare nella politica. Offende i cristiani, perché lui dice... Lui è queer per dire strano, ma nella sua ottica queer vuol dire omosessuale o vuol dire gender. Quindi dovrebbe starsi al posto suo, perché così non vuol dire il Vangelo, cioè il buon samaritano è queer perché è atipico, perché non è Salvini. No, lui gioca con l'ambiguità per dire, insomma, gli apostoli tutti, cose omosessuali, facevano le cose, butta quella roba lì. E questo non si può sentire, insomma, dai. Sarai tu queer, quello che vuoi, cioè Vendola è quello che si è comprato, ma guarda, non mi fa parlare, non mi fa parlare. No, basta leggerselo il pezzo, anche perché sono le 10:59, ci dobbiamo salutare, però tra le altre cose tu scrivi che la Chiesa post Bergoglio, cioè la Chiesa Leone XIV, non protesterà, non si azzarderà. Ma infatti non ha protestato. E oltretutto si è benignizzata. Come non ha protestato per i presepi che stanno fiorendo adesso velati, senza le figure cristiane. Come non protesta se a scuola impongono i canti del Corano ma bloccano quelli cristiani, come non protesta se a scuola non si dice più buon Natale ma buone feste, non sono cose di anni. Questo qua è un altro che l'abbiamo capito, questo va in scia a Bergoglio. Quelli che dicono no, sta cambiando la Chiesa, mentono, o sono illusi o mentono. Questo continua il lavoro di autodemolizione della Chiesa di Bergoglio. Però un Benigni si porta su tutto. Per i Meloni sì. Niente, ce lo impongono, ce lo impone la Meloni che c'ha il complesso di inferiorità culturale, quindi vuol capire che per lei questa è cultura, non è cultura. Benigni è roba pop, è un volgarizzatore, è Piero Angela, ma non è così. E Benigni dice adesso non fa più politica, certo i soldi l'ha fatti, adesso si è buttato su San Francesco, si è buttato su San Pietro, sempre in quella maniera totalmente superficiale, va bene perché tempo che fa, però non ti preoccupare che se dovessero chiudere un altro po', poi lui va a Sanremo e dice che è giusto così, Mattarella, la Costituzione, Ventotene,
Benigni non fa politica, ma fa politica. Fa politica per se stesso, come sempre. Allora, Ma Max, non è, noi cioè, ci è dobbiamo raccomandato da salutare. Mattarella, dalla Ci Meloni. dobbiamo salutare qui. 300.000 euro gli danno. Truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore, 9 fermi sottratti 30 milioni. È la cucina italiana questa, è la cucina di eccellenza. Magna, e noi ci salutiamo. Con la cucina qua. si magna. Allora, settimana prossima ci sei però, il 18, sì. Sì, poi la sera vado a fare lo spettacolo, la mattina ci appunto, però la mattina ci sei, poi ad Ancona la sera, ne parliamo settimana prossima. Grazie a Master Papa, un saluto a tutti.